Oggi mangiamo penne, zucca e scampi. Per questo piatto abbiamo di bisogno della zucca fresca, misto funghi, del pepe nero, prezzemolo. Mettiamo a cuocere 300 grammi di penne e iniziamo il procedimento della preparazione Andiamo a tagliare la zucca. La mettiamo in una padella, la zucca precedentemente tagliata. Aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio e andiamo a rosolare. Aggiungiamo del pepe nero, andiamo a sfumare con del vino bianco aggiungiamo un po' di acqua per sciogliere un pochettino i cubetti di zucca. Eri quanto belle giovane che passano resta strada, n'odore nataliata, digna la casa mia. E io fra peni e Abbiamo creato una crema di zucca e andiamo ad aggiungere nel misto funghi. Mi voglio fare zeta, mi voglio maritare. Mettiamo dei funghi, misto funghi, e amalgamiamo il tutto aggiungendo del timo selvaggio. Allora, scoliamo la pasta messa a cuocere precedentemente. A mia fuoco d'amore, lo cuore m'abbia un po'. E andiamo a saltare con il sugo preparato per andare a preparare il piatto. Se marita o rosa sarebbe pipinetta e io che sogno bella mi voglio maritare. Questo è un piatto che non ha bisogno proprio di tante decorazioni, basta un po' di prezzemolo sopra. E il piatto. Buon appetito! Allieggia, allieggia.